buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questo appuntamento in diretta con A Voi la Linea. Apriamo con la cronaca nera purtroppo perché c'è stato un incidente sul lavoro mortale questa mattina a Trieste, nella zona dei rimorchiatori, nel porto. Un uomo è morto schiacciato da una gru. Allora ci colleghiamo in diretta con Andrea Pierini. A te Andrea, buongiorno. Buongiorno dal Porto Vecchio di Trieste. Sì, è una giornata molto difficile, quella che è iniziata questa mattina intorno alle 10:30, quando un uomo di 58 anni è rimasto schiacciato da una gru che stava provvedendo a smontare. In realtà era un cantiere in appalto da parte dell'autorità portuale, dove si stavano smontando delle gru di movimentazione, insomma in un'area dove non c'è più attività portuale da molto tempo. Purtroppo il cantiere era già stato chiuso, questi operai stavano completando la pulizia della zona e quest'uomo è rimasto schiacciato morendo sul colpo. In questo momento sta ovviamente operativa l'attività degli inquirenti per ricostruire tutta la dinamica e eventuali responsabilità, mentre per quanto riguarda i lavoratori portuali hanno indetto uno sciopero che è iniziato a mezzogiorno e proseguirà fino alla mezzanotte di oggi. Va precisato che l'operaio non era un lavoratore non era un lavoratore di una ditta portuale, ma era il lavoratore di un'impresa che stava lavorando in appalto. Lui era originario del Veneto, 58 anni, ed è deceduto questa mattina. Se non ci sono domande da studio ti restituirei la linea. Grazie ad Andrea Pierini. Sul luogo della tragedia è arrivato subito Paolo Peretti, segretario generale della FILT CGIL di Trieste. Tragedia in porto, un evento funesto, non capitava da tanto. Sì, assolutamente, non riguarda l'operatività portuale, riguarda una ditta esterna di Mestre, se non sbaglio, che in qualche modo stava smontando o portandosi via dei pezzi di gru che era qui nel Porto Vecchio di Trieste. Non è legato all'operatività del porto, non stavano facendo attività portuali, ma stavano facendo attività, come posso dire, quasi delle metalmeccaniche all'interno però del porto di Trieste. L'ennesima tragedia sul lavoro. Mi auguro che tutte le norme previste per questo tipo di attività, che può rappresentare anche dei pericoli, siano state osservate, ma immagino che la ditta abbia fatto un appalto e pertanto auspico che questo sia stato rispettato nelle forme previste dai contratti in essere. Parliamo delle scritte alla Topo Wasserman e alla Pascoli di Udine, un atto di inciviltà che nulla ha a che fare con le persone che hanno paura di vaccinarsi. Ne è convinto Paolo Denardo, presidente dell'Associazione dei Presidi della provincia di Udine, i cui iscritti si sono riuniti oggi allo Stringer. Incontro dei presidi della provincia di Udine oggi allo Stringer, un'occasione per parlare dei fatti recenti che riguardano due istituti della nostra città. Bene, oggi, questa mattina, un'ulteriore scoperta di scritte da parte dei Novax. Sono sempre scritte con significati molto pesanti. Ne parliamo con il preside della stessa associazione, appunto dei presidi della provincia di Udine, Paolo Denardo. Lei anche l'altro giorno aveva denunciato fermamente questo fatto e oggi si ripresenta nuovamente qualche cosa di analogo. Sì, oggi si ripresenta qualcosa di analogo, però credo che in questi giorni sento di poter dire che le persone che fanno questi gesti non rappresentano chi davvero è in difficoltà rispetto al vaccino. Mi sento di poterlo dire perché in questi giorni noi stiamo incontrando le persone che hanno scelto per diversi motivi di non vaccinarsi e non sono persone intolleranti come quelle che invece operano questi gesti, soprattutto sui muri di una scuola. Quindi, secondo lei, l'identikit di queste persone quale può essere? Che idea si è fatto? Sono persone che non hanno la minima idea di che cosa significa confrontarsi civilmente e avere a cuore il bene comune e la democrazia. Credo che questo sia veramente un imbarbarimento del dialogo civile.
Ma posso immaginarmi anche lo stato d'animo dello stesso dirigente scolastico della zona, di quell'istituto comprensivo. Certamente vedere quelle scritte sui muri della propria scuola è una ferita per chi quella scuola la vive, perché dobbiamo ricordarci poi che lì dentro entrano i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che vedono quelle scritte e insomma chiediamoci che cosa possono pensare di fronte a manifestazioni di questo tipo. E poi parliamo anche con la dirigente dello Stringer, Monica Napoli, visto che appunto ci troviamo a casa sua oggi, quindi un commento su quanto accaduto e anche sulla situazione praticamente che c'è nella vostra scuola per quanto riguarda insegnanti, visto che è scattato l'obbligo di vaccinazione per insegnanti e personale amministrativo. Per quanto riguarda gli avvenimenti odierni, io ritengo che si tratti di un atteggiamento deplorevole perché rispettiamo le opinioni di tutti, però le opinioni si esprimono in maniera civile e non si imbrattano i muri, gli edifici pubblici. È la prima cosa che insegniamo ai ragazzi, quindi è un fallimento anche come educatori. Onestamente non giustifico questo atteggiamento. Da noi abbiamo una percentuale del 20% più o meno di persone che al momento non risultano vaccinati, quindi sono stati consegnati gli inviti e vedremo se nei prossimi giorni qualcuno in realtà ha già presentato la prenotazione per il vaccino. Ecco, quindi però ci saranno delle difficoltà anche per riorganizzare un po' il tutto. Purtroppo assolutamente sì, perché molto probabilmente la prossima settimana ci ritroveremo a dover sostituire parecchie persone, abbiamo anche un'altissima incidenza di malattie e quindi moltissimi docenti assenti. Faccio un esempio, stasera noi dovremo aprire il serale e siamo in difficoltà con i collaboratori scolastici, non abbiamo collaboratori scolastici per aprire la scuola. Sentiamo qual è la situazione nel Gemonese. Marco Tommasi, che è dirigente dell'ISIS Magrini Marchetti. Da voi com'è la situazione? Allora, diciamo che anche noi abbiamo una certa percentuale di docenti che non hanno ancora aderito alla vaccinazione. Noi siamo tra il 5 e il 10%, più vicino al 5%, quindi non sono tantissimi. E sono persone che hanno le loro motivazioni, creeranno un po' di problemi per la sostituzione perché siamo a metà anno, quello sicuramente sì, ma penso riusciremo tranquillamente a gestire la situazione. Ecco, il 20% di persone non vaccinate anche lo riscontriamo in in due istituti comprensivi di Udine, nel primo e nel secondo. Abbiamo la dirigente che è Maria Elisabetta Giannuzzi. Anche voi il 20% come qui allo Stringer? Sì, abbiamo una percentuale abbastanza alta e anche per noi adesso l'impegno è cercare supplenti in modo tale poi da poter garantire dopo Natale un rientro il più sereno possibile. Ecco, chiudiamo con l'appello del Presidente dell'Associazione, con l'appello di Denardo. Che cosa dice sia agli autori appunto delle scritte sia anche agli insegnanti? Abbiamo sentito la dirigente dello Stringer dice abbiamo fallito anche noi come educatori. Sì, allora guardi, io mi permetto di riprendere uno degli ultimi libri di Vito Mancuso che affronta proprio il tema della paura, perché credo che la cifra di molte persone che in questo momento fanno fatica ad affrontare il vaccino sia proprio la paura. Allora Mancuso dice che il contrario della paura non è il coraggio, il contrario della paura è la saggezza, e la saggezza è intelligenza e bontà, l'intelligenza che ci permette di conoscere le cose e la bontà che ci permette di riconoscere l'altro come una parte di noi, e credo che questo sia quello che dobbiamo fare. Bene, ringraziamo il dirigente Paolo Denardo. Qui dallo Stringer è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche Isabella Gregorato. Torniamo a Trieste per la campagna di prevenzione della Polizia di Stato. Questa non è amore, legata al fenomeno della violenza contro le donne. Oggi il camper istituzionale della Questura di Trieste sosta fino alle 18 all'esterno del centro commerciale Tori d'Europa. Questo non è amore, questo è il titolo della campagna che ha lanciato la Polizia di Stato per dire alle donne: difendetevi da chi vi fa del male, da chi abusa di voi, da chi vi picchia e da chi vi perseguita.
Sì, questa iniziativa di oggi appunto si inserisce in quella che è la campagna di sensibilizzazione rispetto a questo tema così importante della violenza contro le donne. E ringraziamo per la disponibilità la direzione delle Torri d'Europa, perché l'obiettivo appunto della Questura di Trieste nello specifico è quello di mantenere alta la soglia di attenzione rispetto appunto a un tema così importante e delicato, partendo appunto dal 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per proseguire poi anche nel corso del 2022 con tutta una serie di iniziative, grazie anche alla collaborazione della rete sul territorio. Abbiamo appunto dei rapporti sicuramente che consideriamo privilegiati con l'Istituto Infantile Burlo Garofalo, con i centri antiviolenza, in particolare con il GOAP di Trieste, con l'associazione Interpares, una rete importante rispetto alla quale appunto cerchiamo di convogliare quelle che sono le richieste di aiuto che vogliamo intercettare appunto nel nostro territorio. Il messaggio più importante è che chi è vittima di violenza può denunciare, può uscirne, può essere difeso e tutelato. Forse questa è la cosa più importante da far capire. Esatto, si può e si deve chiedere aiuto, ci sono degli strumenti veramente importanti che possono consentire alle vittime di violenza, che non sono necessariamente solo violenze di tipo fisico ma anche di tipo psicologico, perché il concetto di maltrattamento deve essere appunto inteso nella sua accezione più ampia. Il nostro obiettivo appunto è quello di intercettare la platea più ampia possibile e anche per questo appunto nelle nostri opuscoli informativi, i nostri opuscoli informativi sono stati redatti anche in lingue diverse, proprio perché anche la nostra comunità, in particolare nella provincia di Trieste, è caratterizzata dalla presenza appunto di anche una vasta platea di cittadini di origine straniera, no? Quindi se pensiamo appunto alla presenza della comunità serba, croata, slovena, ed è giusto appunto che questi strumenti siano messi a disposizione della cittadinanza appunto nel suo complesso. Ci sono tanti indicatori, per questo è fondamentale la rete del territorio, per consentire appunto a queste donne che già subiscono delle violenze, che possono essere, come ha detto anche giustamente lei, psicologiche, di denunciare, perché una volta partita la denuncia non si ferma più. Questa è la notizia più importante, quello che bisogna ripetere, però se non ci sono i campanelli d'allarme è difficile intervenire. Certo, i reati spia, così come vengono chiamati nel nostro territorio, ci dicono appunto che il fenomeno purtroppo tristemente esiste, ma anche che in qualche modo la nostra comunità ha fiducia appunto nelle istituzioni, ha fiducia nelle forze dell'ordine e si rivolge in maniera diciamo importante per chiedere aiuto. Ecco, questo noi vogliamo far sì che con questa campagna di divulgazione appunto questi strumenti vengano messi a disposizione del maggior numero di persone. Nel 2022 in particolare ci concentreremo sulla diffusione di questo strumento, che è la nuova app YouPol, che è stata rinnovata e che permette appunto di segnalare in tempo reale alla sala operativa della questura, tramite l'utilizzo appunto di questa applicazione, richieste di aiuto, di mandare messaggi e immagini che vengono anche georeferenziate. Possono essere anche trasmessi in forma anonima e questo ci pare appunto che sia uno strumento sicuramente nuovo e molto efficace, sul quale vogliamo puntare in maniera importante nel corso del 2022. Chiudiamo col messaggio più importante: fatevi aiutare, perché gli strumenti ci sono. Esatto, non esitate a chiedere aiuto, perché è importante e appunto le risposte arriveranno sicuramente in maniera concreta e importante, grazie anche appunto ai nostri partner con i quali collaboriamo ormai da anni. Le iniziative anche solidali per il Natale di Monfalcone, poi 40 anni del Kuroki Judo 300, tra poco nella seconda parte di A Voi la Linea. A Monfalcone un Natale ricco di luci e di iniziative culturali pensate anche per le famiglie. Andiamo da Alexis Sabot, che ha raggiunto il sindaco Anna Maria Cisinta. A voi buongiorno.
Sì, eccoci, buongiorno, mi trovo a Monfalcone, in Piazza della Repubblica, in questa splendida atmosfera natalizia con il sindaco Anna Maria Cisinte, proprio per presentare il Natale, ma questo villaggio natalizio che è davvero suggestivo. Siamo molto orgogliosi perché è veramente molto apprezzato dai nostri cittadini, però è apprezzato anche dalla collettività del Friuli Venezia Giulia. Devo dire che abbiamo avuto visitatori anche da oltreconfine. Siamo felici che piaccia la pista di pattinaggio che ha 800 metri quadrati, che tra l'altro da domani apre anche qualche ora di sera. È stata veramente un luogo dove i ragazzi, i giovani finalmente si sono cimentati non solo nella possibilità di giocare pattinando, ma anche di stare insieme in sicurezza. Noi abbiamo organizzato tutto nella massima sicurezza, con la presenza anche di chi deve controllare poi i comportamenti, però è un Natale che è un Natale importante questo a Monfalcone. Ci crediamo, siamo davanti a questo bellissimo presepe, perché non dimentichiamo che il Natale ovviamente è spiritualità, però il Natale è anche tradizione, e per noi il richiamo alla tradizione, alla nostra storia è uno degli aspetti molto importanti. Abbiamo voluto accanto alla pista di pattinaggio anche il villaggio di luce, perché l'altro anno, che era più ampio, anche perché non potevamo fare diversamente, ha accolto veramente ci ha dato moltissime soddisfazioni, perché le fotografie, il calore umano che ha generato è stato importante. E poi devo dire con orgoglio che quest'anno siamo riusciti anche a realizzare un villaggio di casette, un mercatino a cui ambivo da tanto tempo. Il primo e il secondo anno eravamo sempre alla ricerca, no, di questi artigiani che fanno queste cose meravigliose, però a Monfalcone non venivano. Invece quest'anno abbiamo avuto il pienone. Ed è un segnale che io ritengo veramente di grande importanza, la voglia che hanno avuto le signore, gli artigiani di venire a Monfalcone a rappresentare questi loro prodotti, dalla dimensione di quanto questa città sia cresciuta in questi anni e abbia ritrovato la sua spina dorsale, ma anche la sua voglia di esistere, la sua voglia di esserci. Il Natale è anche tutto questo. Ovviamente accanto a questo abbiamo organizzato una serie di iniziative importanti che soprattutto durante i weekend stanno raccogliendo grandi successi. Questa sera abbiamo Rossana Casale a teatro alle 20:45, ma poi tutto il sabato e la domenica ci sono iniziative bellissime che agganciano anche la cultura, perché il villaggio di Panzano, che è il villaggio dove ovviamente c'è l'azienda che dal 1908 produce le grandi navi e non solo, è un villaggio molto particolare, quindi ci sono delle visite guidate proprio all'interno del Museo della Cantieristica, che vi invito a visitare perché è stupendo ed è l'unico museo di archeologia industriale accanto a un sito produttivo attivo, ma poi la passeggiata all'interno del rione, come anche poi in biblioteca abbiamo pensato che non tutti sanno apparecchiare la tavola. Domani ad esempio alle 11 si racconterà quali sono le modalità giuste. E poi ricordo domenica il Christmas Dog, un bellissimo evento che con i nostri animali, piccoli animali, potranno vivere le famiglie, no? Perché comunque l'animale, il cane, il gatto, insomma sono ormai parte della nostra vita. E poi alle 3:30 sabato e domenica anche la presenza del circo itinerante, che piace a tutti i bambini e che regala veramente tante soddisfazioni a noi, ma anche a tutti i bambini e i ragazzi e le famiglie che frequentano la nostra città. Ricordo i gospel, sono veramente di grande spessore e di grande qualità. Tutte le informazioni peraltro si trovano su questo bellissimo libricino, ma ovviamente anche sui social del comune, e vi ringrazio anche per l'attenzione, perché noi veramente crediamo che questa sia una modalità per creare un volano alla città, ai nostri negozi e a tutte le attività economiche. Infatti questa è una bella opportunità per le attività produttive e commerciali della zona. Sì, ecco, ci abbiamo creduto e continuiamo a farlo. Oggi abbiamo inaugurato un'ora fa la mostra di Kandinsky. Noi ci crediamo perché riteniamo che questa modalità di proporci in una città bella, ricca, adesso i fiori ovviamente non sono tanto presenti perché è inverno, però è una città che offre sempre qualche cosa, consenta di creare un volano economico. Le ricadute le scelte che fai sono importanti. In 5 anni
noi possiamo anche con orgoglio dire, nonostante ci sia stato questo drammatico e lungo periodo del Covid, che le attività economiche a Monfalcone nel saldo algebrico tra le chiusure e le aperture, ecco, portano un segno più 60 e credo che questo sia significativo. Sindaco, complimenti, le auguro un buon Natale. Grazie di cuore e voglio dirlo a voce alta, buon Natale a tutti. Grazie, a voi la linea. Grazie ad Alexis Sabo, Tatar 140 anni del Judo Club Kuroki, con una bacheca piena di trofei e anche diverse giornate in palestra. Stefano Stefanel, 40 anni di Kuroki, 40 anni e non sentirli? Ma no, un po' si sentono, perché quando ho fondato il Kuroki avevo 25 anni, adesso ne ho 65. Però insomma è stata una bella soddisfazione, una bella cavalcata. Anche se c'è questa situazione critica, abbiamo voluto festeggiare lo stesso con delle piccole manifestazioni che si sommano dentro questo 40° anniversario, che ci vede tutti molto orgogliosi, sia chi c'era all'inizio sia chi poi è venuto dopo. Kuroki è una società sportiva che pratica il judo, fondata nel 1981 a Tarcento e che chiaramente in questi anni ha avuto anche dei grossi risultati. Abbiamo vinto 52 titoli italiani, alcuni campionati europei, medaglie mondiali, insomma grandi risultati, grandi organizzazioni, perché organizziamo una grande manifestazione, il Trofeo Tarcento, che è una gara del circuito internazionale. Insomma siamo partiti piccoli, adesso siamo diventati più grandi e comunque sentiamo un po' anche la responsabilità di portare avanti questo sport che quando siamo partiti noi era molto meno conosciuto di adesso. Siete nati qua, penso tanti atleti di qua, e poi vi siete tra virgolette espansi anche a livello di ricezione? Beh sì, comunque sempre nell'area del Tarcentino, del Buiese, delle zone insomma di questa zona collinare del Friuli. Certo abbiamo avuto anche atleti da fuori, però insomma il nucleo è sempre quello di queste zone qua. Come è cambiato in questi 40 anni il judo? Tantissimo, è cambiato tantissimo sia in termini tecnici che organizzativi. È cambiato soprattutto nei costi, una volta era molto semplice gestire una società sportiva, adesso invece è tutto complicato, e poi le norme Covid l'hanno reso ancora più complicato, quindi si va verso delle professionalità che una volta non c'erano e di cui una volta non c'era neanche bisogno. Qui a Tarcento abbiamo la fortuna di avere una palestra che il Comune ha costruito per il nostro sport, ma siamo tra i pochi fortunati in regione. Per festeggiare i 40 anni della Kuroki avete organizzato un torneo, ce lo illustra? È un torneo che si svolge in 3 giornate, una prima giornata a squadre con 4 squadre della nostra palestra, Malta, il Veneto, il Friuli e il Kuroki, e poi sabato ci sarà la manifestazione al Palazzetto dello Sport di carattere giovanile e domenica chiuderemo con la nazionale di Qatar che farà un torneo sempre al Palazzetto dello Sport. Quindi un po' una 4 giorni sportiva per festeggiare questi nostri 40 anni con manifestazioni piccole, perché abbiamo pensato di non fare una manifestazione grande che avrebbe previsto anche un assembramento. Denis Braidotti, uno degli atleti di punta della Kuroki, oggi è passato dall'altra parte della barricata, oggi allena la nazionale di Malta. Come è avvenuto tutto questo? C'è stato un contatto tra me e la nazionale maltese per allenare la squadra di Malta, tra l'altro il 31 dicembre sono a fine mandato, quindi sarò un allenatore libero a tutti gli effetti. Cosa insegna questo sport? Insegna molte cose. I valori del judo intanto sono l'onestà, la disciplina e soprattutto il non arrendersi mai. Infatti il fatto che soprattutto nelle prime lezioni si impari a cadere è proprio la filosofia del judo, no? Quando cadi rialzati e vai avanti e cerca di dare il meglio di te stesso. Jacopo, tu ti sei approcciato al judo nel 2010, che esperienza stai vivendo? Allora, da 10 anni, quindi come ha detto lei, faccio judo e mi sono sempre trovato bene al Kuroki. Siamo alla fine una grande famiglia e ho sempre avuto un buon rapporto con tutti quanti. E qua dietro infatti si vede anche uno dei momenti più importanti della società, ovvero le gare a squadre. L'ultima nel 2019, prima del Covid, ci sono state sempre queste gare a squadre che rappresentano l'essenza vera del Kuroki, quindi di essere tutti uniti e di combattere tutti insieme per la società. Io mi sono sempre trovato molto bene e spero di far parte anch'io prima o poi di una gara a squadre. Negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo decennio, penso che la società sia cresciuta molto
principalmente dal fatto che abbiamo cambiato anche struttura, adesso ci siamo spostati in una struttura che è adibita solo al judo e abbiamo la nostra palestra molto più grande, riusciamo tutti a fare judo molto meglio. Credo che sia cresciuto molto negli ultimi anni, soprattutto grazie ai maestri che mi hanno insegnato, quali Giuliano Casco, Stefano Stefanel per esempio, Gianluigi Pugnetti e molti altri. E penso che anche la società sia cresciuta molto, anche grazie al fatto che adesso ci sono molti più bambini che fanno judo. È tutto per quest'ultimo appuntamento settimanale con A Voi la Linea, che torna lunedì alle 12:45. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.